Don Antonio Mazzi al Santuario di Rho, questa nazionale di calcio che dice giochiamo da Dio con una battuta. Giochiamo, sono un po' il fondatore quasi. Esatto, tanti anni fa. Faccio parte, nella Bibbia c'è l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Questi sono il Nuovo Testamento, esatto. Io faccio parte dell'Antico Testamento. Senta, ma è nato per portare il messaggio del Vangelo in un modo diverso, no? In un modo che... Il Vangelo vero dobbiamo ancora scoprirlo. L'abbiamo ridotto troppo in formule. Il Vangelo è qualcosa di vivo. Bene, il Cristo che cammina è il Cristo uomo, è il Cristo che incontra l'umanità. Perché Gesù è venuto per salvare il mondo, non è venuto per mandarci in paradiso. È venuto per vivere già qua la tenerezza, la bontà, l'amore, il cosiddetto amore. Va bene, in questi giorni abbiamo parlato di amore, va bene? Sì, ma non si può accontentarsi di 4 baci, l'amore è ben altro. Sì, non è San Valentino. Soprattutto in questo momento vorrei un appello. Ecco, non tradiamo anche San Valentino. No, infatti. Ecco, perché l'amore va riscoperto, i nostri figli hanno bisogno di amore. Parlavo dei primi anni dell'infanzia, i nostri bambini devono vivere la dolcezza e la tenerezza dell'infanzia per poter poi passare piano piano, gradualmente nella vita, che è fatta anche di dolcezza, ma bisogna piano piano fare le spalle, ed è l'adolescenza che è la metà, e poi c'è la maturità. Certo. Però molti dei nostri figli, causa la crisi matrimoniale, hanno vissuto male l'infanzia, e se uno vive male l'infanzia è il nostro piccolo paradiso terrestre, dove c'è una mamma dolce, c'è la nonna dolce, c'è il cagnolino in casa, c'è il gatto che ci vuole bene, capito? Parte tutto da lì. Ecco, queste cose vanno vissute, perché poi quando passano dell'adolescenza aprono il cancello del paradiso terrestre ed escono e incontrano la vita. E non vorrei che incontrassero Caino e Abele, vorrei che incontrassero finalmente, dopo tanti secoli, incontrassimo i 2 fratelli che si vogliono bene, delle persone che si vogliono bene. E anche il calcio può essere uno strumento. Il calcio, Don Bosco, perché ha cominciato prima a far giocare i ragazzi e poi ha parlato del resto? Perché è così, noi siamo ludens, noi siamo nati per godere, dopo abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Però il calcio deve diventare ancora momenti di fraternità, momenti di gioia. Dobbiamo dimenticare un attimo quello che succede, e questo è 12-11 ragazzi che in qualche maniera si vogliono bene, vogliono divertirsi e giocano con l'avversario, che non è il nemico. Certo. Va bene, ma nella vita c'è sempre l'avversario, che non dobbiamo vivere come nemico, perché non siamo fatti per l'odio, noi siamo fatti per l'amore. Sarà qualche amore sbagliato. Diceva Sant'Agostino che l'amore è sempre giusto. Adesso bisognerà anche lì chiarire, l'amore con la A maiuscola è sempre giusto, ma oggi diamo all'amore delle sfumature che tante volte non... Ecco, e torniamo soprattutto ad amare i nostri bambini e ancora di più gli adolescenti. Facciamo il possibile che l'infanzia sia infanzia, perché l'adolescenza divenga adolescenza vera, perché l'adolescenza è la battaglia, l'ingresso nel mondo e la tensione animalesca che abbiamo dentro, che dobbiamo trasformare in rapporti, in relazioni, in controllo di sé. Il mondo dell'adolescenza è bellissimo e dobbiamo smetterlo di pensare l'adolescenza un momento difficile, è un momento diverso, è un momento della vita, e se i ragazzi la facessimo, l'adolescenza può incontrare la musica, l'adolescenza può incontrare lo sport, l'adolescenza può incontrare l'arte, l'adolescenza può incontrare la cultura, la filosofia, i grandi perché che i bambini dicono da piccoli durante l'adolescenza devono avere le risposte.